Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Marchi e lavoro come account manager per Suterra, occupandomi del territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Scusatemi. Prima di parlare del Subvert, che è il nostro prodotto microincapsulato a base di feromone sessuale per il controllo di Lobesia botrana, è doveroso farvi una piccola introduzione di quello che è la società Suterra. Suterra è una società americana, leader mondiale nella confusione sessuale e nella produzione quindi di feromoni. La sede è a Bend in Oregon, quindi sotto lo stato di Washington, che è il principale, è la culla un po' della melicoltura statunitense, e sopra la California, che è un po' la culla americana per quello che riguarda fondamentalmente gli agrumi e la vite da vino e da tavola. Come potete vedere, il catalogo Suterra copre fondamentalmente la confusione sessuale per tutte le colture che vedete, quindi principalmente pomace, drupace e vite, per andare poi agli agrumi, la frutta a guscio, quindi nello specifico pistacchio e mandorlo, ortaggi e riso. Controlliamo con la nostra confusione sessuale più di 200.000 ettari nel mondo, nei 5 continenti. Dal punto di vista della società, Suterra fondamentalmente lavora sia sull'isolamento del feromone, per il controllo delle varie specie che interessano le colture agrarie, fino a sviluppare quello che è il feromone in maniera industriale, per poi produrre quelle che sono le piattaforme per il controllo degli insetti delle colture che ci interessa controllare. Quindi nell'immagine vedete lo stabilimento di Bend in Oregon, che è il più grande impianto al mondo dedicato alla produzione di feromoni. Quindi Suterra fondamentalmente è una società che è dedicata a tutto quello che è il mondo feromoni. Essendo dedicata al mondo feromoni, è l'unica società che dà disponibilità di tutte le piattaforme presenti sul mercato per cedere il feromone ed emettere il feromone nell'ambiente. Abbiamo il Celada, che è la nostra diffusione passiva, il Puffer, che è il nostro diffusore attivo, e il Subvert, che è il nostro prodotto microincapsulato. Rimanendo sul concetto di microcapsule, era doveroso spiegare anche un attimino quello che è la storia di Suterra nei prodotti microincapsulati. Suterra infatti lavora con i prodotti microincapsulati da fine anni 80, registrando il primo prodotto negli Stati Uniti per una nottua che colpisce le orticole e il cotone. Quindi fondamentalmente lavorando poi nel 2004 con il primo prodotto Carpocapsa registrato, nel 2014 il Subvert era già registrato nel Sud America e per questioni regolatorie è stato registrato poi successivamente in Europa, quindi nel 2021, e quest'anno verrà registrato anche in Francia. Quindi fondamentalmente Suterra lavora con le microcapsule dal 1988, quindi sono più di 30 anni. Vi presenterò il Subvert. Il Subvert, quindi primo feromone microincapsulato per il controllo di Lobesia botrana. La differenza dal punto di vista delle microcapsule, fondamentalmente del know-how che Suterra mette a disposizione dal punto di vista dei prodotti microincapsulati, è che le microcapsule Suterra arrivano a durare fino a 4 settimane, andando a coprire fondamentalmente tutto quello che è il volo dell'insetto. Si applica sulla chioma come il prodotto precedente, sempre chiaramente un microincapsulato, e non è ammesso in agricoltura biologica, come non è ammesso nessun prodotto microincapsulato ad oggi, perché il regolamento europeo prevede che fondamentalmente venga ammesso in agricoltura biologica solo il feromone che viene ceduto tramite aerosol come il Puffer o tramite diffusore passivo come il nostro Celada. Però ad oggi ancora l'Europa non ammette la microcapsula, non perché contenga delle sostanze nocive, ma proprio perché fondamentalmente prende ad esempio refusi a livello legislativo dei regolamenti precedenti. Quindi vedete, è un prodotto contenente 185 grammi litro di dodecadienil acetato, che è il feromone della Lobesia botrana. La tecnologia Next Gen è la tecnologia che caratterizza Suterra e permette una cessione del feromone fino a 4 settimane. E fondamentalmente la tecnologia Next Gen va a enfatizzare tutte quelle che sono le caratteristiche positive della microcapsula. Quindi il fatto di avere la cessione del feromone regolare nel tempo ed avere una cessione comunque indipendente da quelle che sono le variabili ambientali, nello specifico gli UV, perché è chiaro che la temperatura può
in qualche maniera enfatizzare quello che è l'emissione del feromone, ma comunque attraverso la tecnologia Next Gen si ha fondamentalmente una parete della microcapsula in grado di tamponare un po' tutti quelli che sono gli effetti ambientali. Applicazione: si applica dalla seconda generazione in poi. Perché non si applica dalla prima generazione? Perché il volo di Lobesia Botrana è un volo tendenzialmente molto lungo in prima generazione, fino a 6 settimane. Nonostante il volo parta presto e si concluda normalmente a maggio, è un volo dove fondamentalmente applicare un prodotto puntuale come il Subvert non è la cosa sicuramente tecnicamente migliore, perché ci avrebbe da coprire un lungo periodo di... Bisognerebbe coprire un lungo periodo di tempo, dove in questo lungo periodo comunque non ci sono fondamentalmente accoppiamenti per tutto quello che riguarda questa finestra. Quindi applicare un prodotto così puntuale su un periodo di tempo così lungo, diciamo che non è consigliabile. Inoltre la foglia che abbiamo quando parte il volo della Lobesia può anche non esserci, perché sappiamo che il volo può iniziare tranquillamente a fine marzo, e a fine marzo ancora, a parte alcune zone del Prosecco magari in collina dove il germogliamento è anche molto precoce, non si ha foglia, quindi sarebbe anche tecnicamente molto difficile applicare un prodotto fogliare. Dal punto di vista dei dosaggi, vedete i due dosaggi, entrambi i dosaggi coprono fondamentalmente quello che è l'intero volo di seconda generazione, mentre il volo di terza è un volo più lungo che dura anche 4 settimane, per cui si consiglia l'applicazione a 110 ml ettaro. Quindi come vedete si sfrutta il fatto che la microcapsula è una microcapsula con una tecnologia dedicata che porta a una cessione del feromone fino a 4 settimane. Qui vi ho messo 2 prove indicative giusto per farvi vedere quello che può essere l'efficacia da aspettarci attraverso l'utilizzo del Subvert per il controllo della Lobesia rispetto a 2 interventi di emamectina, uno in seconda generazione e uno in terza generazione. Nel caso del Subvert, anche in questo caso tra virgolette è un parcellone, perché si tratta comunque di una prova che è stata effettuata su 2,5 ettari con lo standard di riferimento e sempre 2,5 ettari con il Subvert. Quindi nello standard di riferimento, come vi dicevo, abbiamo trattamento di emamectina sulla seconda e sulla terza generazione, intervento di Subvert all'inizio del volo in seconda generazione a 110 e in terza generazione a 110. Come potete vedere dai risultati, fondamentalmente con un non trattato che attraverso i danni di seconda generazione era intorno a un 22%, con la terza generazione è arrivato attorno a un 34-35% di danno, sia con la tesi Subvert che con la tesi emamectina fondamentalmente si è avuto un ottimo controllo di quello che è la Lobesia Botrana. Qui c'è un'altra prova, in questo caso l'applicazione di Subvert è stata effettuata solo in seconda generazione, e fondamentalmente è stato paragonato a 2 interventi di Bacillus thuringiensis sempre applicati sulla seconda generazione. In questo caso Subvert, dal punto di vista delle date, è stato applicato alle primissime catture, quando in realtà il volo è partito 10 giorni dopo il volo vero e proprio, per cui è stato anticipato di fondamentalmente 10 giorni. E come vedete, nonostante tutto, il Subvert dal punto di vista delle performance ha performato meglio rispetto a quello che era il doppio intervento di Bacillus thuringiensis, garantendo quindi un controllo della seconda generazione ottimale. Quindi, riassumendo, quali sono le caratteristiche principali del Subvert? Fondamentalmente la protezione quindi del volo, quindi la protezione dalla Lobesia fino a 4 settimane, il fatto che si adatta, essendo un prodotto da botte, che quindi va aggiunto alla fine, tra parentesi, ma è un prodotto che è elastico e si può utilizzare un po' in tutte le strategie. Un po' aveva anticipato Marco precedentemente, cioè sono fondamentalmente le microcapsule, i feromoni microincapsulati possono essere applicati anche sulla singola generazione da controllare, quindi non c'è la necessità di controllare tutta la stagione. È chiaro che se viene applicato solo sulla seconda e io ho una varietà come può essere un raboso che può avere problemi anche in terza generazione, è chiaro che se faccio solo un Subvert in seconda non controllo la terza, per cui sulla terza devo decidere o di ribattere Subvert o di applicare 1 o 2 insetticidi. Comunque la caratteristica del prodotto è la sua elasticità.
Inoltre è un microincapsulato di precisione, perché le microcapsule, il fatto che durino 4 settimane è legato alle dimensioni, perché mediamente sono 10 volte più grandi di quelle praticamente di altri prodotti microincapsulati presenti sul mercato, ed è questo il segreto per far sì che il feromone venga ceduto in più tempo, perché il serbatoio contenente il feromone è più grande e quindi fondamentalmente cede il feromone per più tempo. Inoltre è efficace senza aver bisogno di bagnare l'uva, perché è chiaro che l'effetto confusione si ha se c'è abbastanza feromone da saturare le antenne del maschio in quello che è l'aria che sta al di sopra del vigneto, del frutteto da controllare, per cui se si facessero degli interventi dedicati col subvert anche a file alterne non ci sarebbe nessun tipo di problema. Chiaramente in questo caso bisognerebbe fare interventi solo con il subvert. Quindi fondamentalmente in tutte le situazioni in cui si fa fatica a bagnare, vegetazione importante o collina dove bagno solo da una parte, il subvert rispetto a un insetticida non ha bisogno appunto di entrare in contatto con l'insetto. Di conseguenza tutte queste caratteristiche rendono il prodotto estremamente facile e versatile. Subvert, per riassumere alla fine, va inserito in un programma di lotta integrata dove è fondamentale il monitoraggio, è fondamentale quindi avere un'idea di quello che è l'inizio del volo dell'insetto e di quelli che possono essere i danni che la lobesia provoca. E con questo ho concluso, vi ringrazio.